Buonasera ai titoli. Lo sciopero per Gaza. 30.000 manifestare solidarietà alla Palestina. Nel pomeriggio, bloccato per ore, viale Regione Siciliana. Migliaia i manifestanti anche a Catania per lo sciopero generale di CGIL e sindacato di base. In corteo tanti giovani ma anche insegnanti e genitori. Momenti di tensione alla stazione ferroviaria. A Favara proseguono senza sosta le ricerche di Marianna Bello, la donna dispersa nel nubifragio di mercoledì. Recuperati la borsa, il cellulare e la carta d'identità di una delle figlie. Rapine violente compiute dopo un rito tribale celebrato da un senegalese. I carabinieri di Catania indagano anche sull'assalto a una villa di Mister Bianco, minacciati i proprietari, ai quali era stato detto: vendiamo all'estero la vostra bambina. A Ragusa nasce lo scontrino Zero Molestie. In fondo al documento commerciale ci sarà il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522. A Catania la rassegna jazz che parla di pace, l'artista israeliana Ariel Bart, anche noi, dice, protestiamo per cambiare le cose. Calcio, rebus attaccante per Mimmo Toscano in vista del derby di domenica al Massimino contro il Siracusa, difficile il recupero di Forte, possibile l'impiego di Lunetta come punta centrale. Per il Palermo e vigilia di campionato, domani rosanero in trasferta sul campo dello Spezia. Inzaghi dice no, per noi tappa importante. Eccoci, buonasera. E dunque lo sciopero per Gaza afferma anche la Sicilia. A Palermo in oltre 30.000 a manifestare solidarietà alla Palestina. Nel pomeriggio è stato bloccato per ore il viale Regione Siciliana. Il riassunto della manifestazione di oggi di Marco Gullà. Sciopero generale! Da piazza Giulio Cesare a piazza Indipendenza, questo è il percorso del corteo di Palermo contro la strage di innocenti nella striscia di Gaza e a sostegno della flottiglia. Oltre 30.000 persone a manifestare nel giorno dello sciopero generale. Il mondo del lavoro non può non essere protagonista di questa battaglia. Di fronte a bambini che muoiono di fame, a cittadini che vengono trucidati, il mondo del lavoro deve rivendicare la pace in Palestina, deve rivendicare un'economia di pace, perché affermando l'economia di pace si tutelano anche i lavoratori e le lavoratrici. Una manifestazione che si è allungata anche nel pomeriggio. Molti manifestanti hanno bloccato via la Regione Siciliana, traffico in tilt e arteria liberata dopo più di un'ora. Alcuni automobilisti davanti al blocco si sono uniti alla protesta. La giornata è iniziata all'insegna dello slogan Blocchiamo tutto, trasporti, scuole, tantissimi studenti presenti e poi i lavoratori che hanno aderito allo sciopero. Ci fermiamo anche gli operai e le operaie metalmeccaniche per chiedere la fine del genocidio, per chiedere che l'Italia interrompa i rapporti commerciali e politici con Israele, per sostenere la flottiglia fermata. Come vuoi che si possano difendere? Subiscono e basta, quindi dobbiamo cercare la pace, andare incontro alla pace. In migliaia anche a Catania hanno manifestato per le vie della città nell'iniziativa, lo sapete, lo sciopero della CGIL e i sindacati di base. In corteo c'erano anche tantissimi giovani, ma non solo, anche insegnanti e genitori. Si sono registrati alcuni momenti di tensione però alla stazione ferroviaria. Il racconto di Adelaide Barbagallo. Catania sa da che parte stare, si legge in uno striscione. Migliaia di studenti, lavoratori, semplici cittadini sono scesi in strada aderendo allo sciopero organizzato dai sindacati CGIL, Cobas e USB. Al colmo dell'indignazione per quel che sta accadendo a Gaza, hanno deciso di far sentire la propria voce, schierarsi al fianco della Palestina e degli attivisti della Global Sumud Flottiglia e gridare apertamente no al genocidio, basta guerra, basso il sionismo, la politica di Israele che intende espandere i suoi confini ottenendo più territorio possibile e ridurre al minimo la presenza di arabi palestinesi. Ben altra cosa dunque dall'antisemitismo che è avercela con gli ebrei. La storia del sionismo è una cosa diversa dalla storia di Israele e del popolo ebraico. Quindi bisogna fare questa distinzione. Insegnanti accanto ai loro studenti perché la pace non è un semplice slogan. Non si può
dire di essere per la pace se poi la pace non si insegna e non si pratica. In corteo intere famiglie. Mi trovo insieme ai miei figli che sono qui, uno di 16 anni ed una di 20. Il primo concentramento al porto per poi raggiungere il Castello Orsino. È il gruppo più numeroso. Un altro si stacca e punta verso la stazione per bloccare tutto. Qui la polizia è intervenuta con cariche per contenere la pressione. Disagi per gli automobilisti, ma alcuni solidarizzano con i manifestanti. 20.000 per la CGIL. Anche il mondo del lavoro a sostegno della causa palestinese, perché è inaccettabile quello che sta avvenendo a quel popolo. Palestina libera, dal fiume sino al mare, viene gridato in coro. Il messaggio è chiaro. E anche nelle altre città siciliane si sono svolte manifestazioni a sostegno della Global Flotilla e per la pace a Gaza. 1500 dimostranti in corteo Messina, un gruppo è entrato nella sede del comune forzando i cancelli per appendere una bandiera appunto palestinese. I manifestanti poi hanno bloccato la via Garibaldi, sedendosi sulla carreggiata e hanno bloccato l'accesso al comune. Corteo di studenti anche a Caltanissetta, Mete a Trapani, hanno sfilato più di 1000 persone. Voltiamo pagina, adesso a Favara vanno avanti le ricerche di Marianna Bello, travolta dal nubifragio di mercoledì nel vallone vicino al depuratore di Contrada Esachimento. Questa sera sono stati ritrovati non soltanto una borsa, la borsa della donna, anche il cellulare e un documento delle figlie. Sentiamo Davide Sardo. Nuovi ritrovamenti nelle ricerche di Marianna Bello, 38enne di Favara, dispersa da giorni dopo il nubifragio del 1° ottobre. I vigili del fuoco del SAF, il nucleo speleo alpino fluviale, stanno setacciando il vallone subito dopo il depuratore di Contrada Esachimento, dove sono stati rinvenuti una borsa nera, il cellulare della donna e poco distante, in una vasca di contenimento appena svuotata, anche il documento di riconoscimento di una delle figlie che Marianna custodiva con sé. Solo ieri è stato trovato il portafogli con la foto di uno dei 3 figli, un dettaglio che aveva riacceso la speranza di nuovi indizi utili. Le ricerche proseguono senza sosta. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno battendo palmo a palmo la zona, dai canali ai valloni, con l'ausilio di unità cinofile, sommozzatori e un drone di ultima generazione. Nonostante l'imponente dispiegamento di mezzi e uomini, di Marianna purtroppo ancora nessuna traccia. L'intera comunità di Favara resta col fiato sospeso nella speranza che le prossime ore possono portare novità. Ci occupiamo di rapine violente in villa compiute da un rito tribale celebrato da un senegalese. I carabinieri di Catania indagano anche sull'assalto a una villa di Mister Bianco dove appunto i proprietari erano stati minacciati dai rapinatori che dicevano vendiamo all'estero la vostra bambina. Roberta Lunghi. Prima delle cruente rapine nelle ville del Catanese era necessario compiere un rito tribale propiziatorio, senza il quale non si agiva. Era il senegalese Khalifa ad eseguirlo, da qui il nome dell'operazione dei carabinieri, che ha portato all'arresto di 7 persone e solo con la garanzia del sostegno spirituale partiva una vera e propria architettura di rapine, caratterizzate da gravi minacce e violenze, che arrivavano dopo il raggiro di finti finanzieri che con finti atti di perquisizione per accertamenti si introducevano in casa. Sono stati i carabinieri della compagnia Fontana Rossa a smantellare la banda, 6 le persone in carcere, una ai domiciliari, con una figura preminente a capo del sodalizio, quell'Alberto Caruso, discendente della famiglia mafiosa dell'Audani, tutti accusati di associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, detenzione di armi. Il quadro emerso dopo ben un anno di indagine dal novembre 2024 lo sintetizza il procuratore Curcio. È un mix, diciamo, di violenza belluina che è emerso, di riti ancestrali, ma anche di grandi capacità organizzative, perché parliamo di soggetti che hanno disponibilità di armi. Basilare la prima denuncia legata alla rapina compiuta a Mister Bianco, vittima un imprenditore 40enne bloccato nel tragitto verso casa dalla finta pattuglia di finanzieri che lo hanno costretto a raggiungere casa a bordo della loro auto fino ad entrare per un controllo. Da lì un'apoteosi di violenza indimenticabile. Uno è stato preso a calci in faccia con frattura del naso, un tentativo di troncargli un dito se non avesse parlato. Sottrattigli 60.000 euro, non contenti i rapinatori hanno minacciato la coppia di sottrargli la figlia per venderla all'estero e sono così riusciti ad ottenere altri 100.000 euro. Durante le indagini sono state accertate un'altra rapina compiuta con le stesse modalità e un'altra sventata grazie all'intervento dei carabinieri.
Si intitola Liberiamo Mondello e la Sicilia, la manifestazione di piazza organizzata da Ismaele Lavardera e da Carlo Calenda. Proprio il leader di Azione annuncia che d'ora in poi sarà ogni mese per portare avanti una battaglia contro la regione. Manlio Viola. Opposizioni in piazza contro il silenzio delle istituzioni sullo scandalo Mondello. Così l'hanno definita la telenovela sulla gestione della spiaggia al centro di scambi di accuse e di querele. Tutto inizia durante la scorsa estate con la battaglia del deputato Iena Ismaele Lavardera sui tornelli che impedivano l'accesso alla spiaggia di Mondello. Tornelli rimossi dopo polemica, ma la vicenda non finisce qui. Proseguendo, Lavardera è arrivato a lanciare accuse di infiltrazioni mafiose e di opacità nella gestione da parte della società che gestisce il Lido. Accuse respinte e alle quali sono seguite le querele. Oggi in piazza non c'era soltanto Lavardera, ma anche Carlo Calenda, tornato in Sicilia dopo lo scontro con il governatore Renato Schifani per fare un'altra tappa di accuse. Schifani pensa di possedere non solo la sanità, non solo tutte le partecipate, ma anche i giornali. Allora deve capire Schifani che io non ho nessuna paura di lui. Penso che sta opprimendo i siciliani, penso che la vicenda di Mondello è solo una metafora di quello che succede qui, cioè l'occupazione di ogni singola poltrona sulla base esclusivamente di appartenenza politica senza mai il merito. Penso che Schifani è stato un disastro, continua ad esserlo e si atteggia come re della Sicilia. E io, siccome sono stato eletto a Palermo e ci sono già venuto 4-5 volte, una volta al mese verrò in Sicilia a parlare ai siciliani, perché sa che c'è, che alla fine la Sicilia non è di proprietà di Schifani e compagni. Ma in piazza nella manifestazione contro il silenzio delle istituzioni c'erano soltanto esponenti politici, nessun cittadino quasi. Forse anche perché nel frattempo su questa vicenda sono piovute altre querele, non più soltanto della società, ma anche del presidente della regione e del sindaco di Palermo. La giunta regionale è riunita stamattina a Palazzo d'Orléans su proposta dell'assessore alla salute Daniela Faraoni ha approvato 2 nomine nel settore della sanità siciliana. Salvatore Iacolino è stato confermato nel ruolo di dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'assessorato alla salute. Alberto Firenze, già direttore sanitario del Policlinico Paolo Giaccone, professore associato di medicina del lavoro dell'Università di Palermo, sarà il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale appunto del capoluogo. Adesso a Ragusa, dove lo scontrino diventa zero molestie. Infatti tutti i comuni della provincia, il prima capofila appunto e Ragusa, aderiscono a questa iniziativa. Ci dice tutto Veronica Barbarino. In provincia di Ragusa lo scontrino diventa un'arma contro la violenza di genere. Tutti e 12 i suoi comuni infatti hanno aderito al progetto Zero Molestie, promosso da Sinalp Sicilia con il sostegno della regione e in collaborazione con Confcommercio. Dal supermercato ai negozi al bar, gli scontrini riporteranno in fondo il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522. Un gesto a costo zero che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e fare la differenza per molte donne vittime di violenze fisiche, psicologiche o di molestie sul lavoro. Negli ambienti di lavoro oggi si vengono a creare delle situazioni abbastanza delicate, soprattutto per la cattiva comunicazione. Ma non è l'unica iniziativa del sindacato messa in campo a fianco alle donne. Il progetto per il reddito di civiltà, per aiutare queste donne a potersi rimettere in gioco aprendo una nuova attività. Poi abbiamo anche un ulteriore progetto che è quello di inserire le donne che hanno subito violenza nell'elenco delle categorie protette per poter avere un accesso al lavoro in maniera più semplice. Il terzo progetto sul quale stiamo lavorando è quello di far capire a chi poi gestirà i contratti collettivi nazionali di lavoro che dobbiamo togliere il periodo di comporto che permette il licenziamento delle persone che superano i 180 giorni di assenza. Ricordiamo che il numero 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24. Contrastarà il fenomeno delle truffe non solo agli anziani ma anche ai giovani, spesso vittime di raggiri online. Questo è l'obiettivo della campagna del Comune di Messina. Francesco Triolo.
Uno spot, una capillare rete di informazione e comunicazione, incontri nei luoghi di ritrovo di giovani ed anziani. La lotta alle truffe a Messina amplia il raggio d'azione. Tra ottobre e novembre, comune, forze dell'ordine, associazioni effettueranno una serie di incontri per la sensibilizzazione al contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane ma anche dei fragili. Il progetto si chiama Non Raggirame ed è rivolto anche ai giovani, spesso vittime di truffe online. L'aspetto interessante di questa campagna di sensibilizzazione è che abbiamo cercato di ribaltare la prospettiva, nel senso che da vittime chi viene truffato diventa protagonista e quindi deve avere la capacità di riuscire a trovare la forza e anche quella tenacia di riuscire a prendere appunto i truffatori. Uno degli avamposti sarà il bus dell'ATM. L'azienda trasporti per questo ha avviato dei corsi di formazione per gli autisti che così sanno eventualmente come intervenire. Tanta gente, tanti anziani viaggiano anche sull'autobus e quindi il primo punto di contatto può essere, come è capitato in passato, quello dell'autobus. Gli autisti sono consapevoli di come informare e formare la cittadinanza ed è un modo per allargare la maglia della comunicazione. Pronto? Nonna, sono io. Ho bisogno subito di soldi. Intanto chiamo il mio vero nipote. Anzi, sai che ti dico? Anche il 112. In due su un monopattino senza casco non si fermano all'ALT della polizia municipale e l'uomo, quando poi sono stati raggiunti alla guida del mezzo, aggredisce uno dei due agenti intervenuti. Si è verificato qualche giorno fa nel corso di un'attività di controllo appunto della mobilità. Ci fermiamo una breve pausa, poi a Catania, dove i residenti di piazza Santa Maria di Gesù si sono improvvisati nei turbini e hanno pulito la piazza. A Catania l'iniziativa di un gruppo di volontari impegnato a ripulire, pensate, un tratto di piazza Santa Maria di Gesù. Tonino De Mana. Hanno sfidato la pioggia perché amano Catania e desiderano quindi vederla più pulita. Onore e merito a questo gruppetto di cittadini che, nonostante il maltempo, si è preso cura degli spazi degradati di piazza Santa Maria di Gesù ed in particolare del cosiddetto promontorio adiacente l'omonima chiesa. Decine i sacchi riempiti con rifiuti di ogni genere, dal vetro alla plastica, dalle cartacee agli sfalci di potatura. Stanchi ma soddisfatti gli organizzatori. Noi cittadini dovremmo fare sicuramente qualcosa di più su queste iniziative, quando che chi ci guarda, prima di disperdere qualcosa, qualche rifiuto in mezzo al verde, in mezzo alla città, possa riflettere su questa cosa. Poi l'appello. L'amministrazione si deve impegnare di più per ripulire più spesso con una giusta organizzazione. All'amministrazione comunale sono stati chiesti più controlli, una maggiore attenzione al verde e l'installazione di cestini gettarifiuti assenti in quel tratto ed appena ripulito, dopo anni d'abbandono. A Palermo e Catania la rassegna musicale Jazz for Peace con artisti provenienti dalle aree del Medio Oriente sotto attacco di Israele. Tra loro Ariel Bart, armonicista israeliana, che lancia il suo appello per la pace tra i popoli. Emanuela Corsi. Lei è Ariel Bart, musicista israeliana che fa la spola tra Tel Aviv e Berlino, dove vive. La 27enne armonicista è la fondatrice dell'Ariel Bart Trio, una delle realtà musicali più interessanti emerse negli ultimi tempi, che mescola armonica, violoncello e pianoforte. 2 dischi alle spalle e numerose esperienze in giro per il mondo. Il trio è tra gli ospiti della rassegna Jazz for Peace, realizzata tra Catania e Palermo con la partecipazione di musicisti provenienti dai paesi bombardati dal governo Netanyahu: Siria, Libano, Iran e Palestina. Non posso e non voglio cambiare la mia identità. Il fatto che la gente mi veda in maniera sbagliata non mi fa piacere, ma lo posso capire. Noi stiamo lottando e protestando per cercare di cambiare questa situazione, per Gaza e per Israele. Anche il mondo della musica, da sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti e l'uguaglianza, si mobilita per promuovere la pace contro le guerre e le violenze. Breve pausa e poi il calcio, il Catania che si prepara al derby di domenica contro il Siracusa, il Palermo invece che domani affronterà appunto lo Spezia.
Eccoci al calcio, nodo attaccante da risolvere per Mimmo Toscano in vista del derby di domenica al Massimino contro il Siracusa. Difficile possa recuperare Forte, che anche oggi ha svolto lavoro differenziato. Possibile l'impiego dal primo minuto di Lunetta come punta centrale. Francesco Triolo. Il derby si avvicina, domenica al Massimino il Catania affronterà il Siracusa e Mimmo Toscano ancora oggi non sa quali saranno le frecce d'attacco disponibili al proprio arco. L'allenatore rosso-azzurro per il match contro gli Aretusei deve fare i conti con un problema serio nel reparto offensivo della squadra. Forte, infatti, anche oggi ha svolto lavoro differenziato ed è indubbio per la partita. Sarà domani il giorno della decisione in un senso o in un altro sull'eventualità di avere a disposizione solo Toscano, che parlerà proprio dopo la rifinitura, potrà sciogliere i dubbi. Caturaro c'è, anzi ci sarà almeno nella lista dei convocati, si dovrà capire quanti minuti ha nelle gambe l'ex Potenza e se l'allenatore preferirà mandarlo in campo dall'inizio o a partire in corso. L'ipotesi più probabile in questo momento è quella di vedere Lunetta dall'inizio come prima punta. Loro giocano bene, hanno personalità, è una squadra che non ha raccolto secondo me quanto meritava in queste partite, è una squadra che comunque ha vinto il campionato l'anno scorso, quindi ha un gruppo solido. Io conosco anche qualche ragazzo lì che è arrivato quest'anno che ha qualità, quindi è una partita sicuramente tosta. Loro sicuramente verranno qua per portare a casa un buon risultato, ma noi siamo il Catania, quindi dobbiamo assolutamente fare la partita che dobbiamo fare. Catania-Siracusa sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Telecolor, 4 ore di trasmissione a partire dalle 13:30 con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti, poco prima del calcio d'inizio, il racconto live dei 90 minuti corredato dall'analisi dei casi arbitrali e dalle interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio e infine un ricco post gara con risultati, classifiche e interviste in anteprima da allenatori e giocatori. Vigilia di campionato per il Palermo che domani farà visita allo Spezia. Inzaghi cambierà ancora formazione. Marco Gullà. Testa, cuore e muscoli. Il Palermo domani al picco contro lo Spezia vuole tornare a fare punti pesanti dopo 2 pareggi che hanno rallentato la corsa. Contro il Venezia i rosanero hanno giocato la peggiore partita della stagione. Il secondo tempo ha esaltato i lagunari e messo in luce alcuni difetti della formazione di Inzaghi, soprattutto nell'impostazione della manovra. Inzaghi valuta delle novità per la gara contro lo Spezia a partire dal sistema di gioco. Dopo aver giocato col 3-5-2 a specchio con i lagunari, probabile ritorno al 3-4-2-1. L'allenatore continuerà con le rotazioni più o meno obbligate, considerata l'assenza anche forzata di Ceccaroni, che salterà la partita per squalifica. Al suo posto potrebbe giocare Veroli o in alternativa Peda. Sulla tre quarti invece potrebbe toccare a Palumbo. È probabile anche l'impiego di Gyasi, mentre Brunoni dovrebbe partire dalla panchina come accaduto in altre trasferte. In avanti poi Giampalo è confermato titolare. Una tappa importantissima, come sappiamo bene tutte le partite di Serie B. Andiamo su un campo tosto, con una squadra che sicuramente non è nelle posizioni di classifica che pensavo di essere all'inizio dell'anno, per cui è una partita dura, ma siamo pronti. Secondo me veniamo da una buonissima prestazione, abbiamo grande convinzione, un'ottima classifica, per cui dobbiamo continuare su questo passo. Domani fischio d'inizio alle 17:15. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.